di DCP. Il campo Rom continua nel bel mezzo di questo, diciamo, continuazione dietro alle quinte. È stato presentato ovviamente in un video a parte il camper di Marco, che è qui che ci sfoggia anche il Prosecco, no? Perché capito, è quello che ha fatto in casa lui, no? No, ho comprato. Ecco. E abbiamo fatto anche il camper di Mauro, quindi se non hai visto appunto i video dei loro camper, vai a vederti la recensione, diciamo, il preannuncio di vendita, perché anche loro hanno detto ma dai, questi qua ci prendiamo avanti nel caso lo vendiamo. Allora è uno la 600 e l'altro è Ontario, quindi scrivi questo nella ricerca di Google, puntine Ontario, puntine a 600 e trovi loro. Il T4 di Andrea lo abbiamo già recensito nella puntata del raduno in Bruscia, ti ricordi? Idem quello di Gabriele, ti ricordi? Gabriele è il full timer, quello dall'Emilia. Aspetta, ci tiene a precisare, allora lui è Gabriele, lui dice dalla Romagna, no dall'Emilia. Io sono romagnolo, non emiliano. Pensa all'ignoranza del Singano, che non sa neanche la differenza tra Emilia e Romagna. Pensavo Emilia, per me pensavo l'Emilia Romagna. Sì, è una regione sola. C'è C'è molta discussione fra gli emiliani e i romagnoli. Un po' come gli indiani, Io no? sono neutrale, so che gli emiliani sono meno cordiali e meno ospitali rispetto ai romagnoli. È per quello che loro si incazzano se gli dici emiliani. Ecco, esatto. Disastro adesso nei commenti tra emiliani e romagnoli. Poi io invece conosco Emilia Romagna. Emilia Romagna. Le puntine del mondo è un canale scurile. Continua a imbriagarmi e si arriva altri camperisti. Ozzuzzo adesso che arriva un altro camper da skate, ma sto qua è proprio da skate, sì, un Adria in teoria. Ah no, un Boostner, bellissimo. No, i Boostner e figoni, guarda che robe. Parla corriera. Sì, guarda che roba fantastica, guarda. Boostner XEO, cioè curatelo su internet gli interni di questo, è che questo non lo conosciamo, non possiamo abusarci dentro al camper suo, no? Hai capito? Però guarda che figata. Bello cazzo, questo qua sarà più di 7 metri sicuro, questo è anche 8. No, più di 7 metri, sarà 6,5. Sto qua? No. 7,41. 7 Gagliardo questo. Arriverà ai 7. 7 mesi. Il mio è 7,41. Adesso chiediamo. Boh, ecco, adesso abbiamo detto tutti i numeri, aspettiamo che esca il signore. Perché mi non l'ho scoperta. Allora, Singano intanto ha detto più di 7, ma più di 7 inteso tipo 7,5, 8. Adesso vediamo appena che si muove venire fuori. Però non capisco. Via capo, dai. Qua è scommesse fremono. Eccolo là. Già ho orecchiato, vinto Singano 7,5. Come 6,41? 7,41. Ecco. Tanto non c'è chiappata. Allora, per me era quasi 8 metri. 7,5 7. Dai, cazzo. A parte che 99. 6,99. Ma veramente? Cazzolina. Sai perché? Il colore? Ma non lo sapevo io, perché sopra i 7 metri sulla terza corsia in autostrada non puoi sorpassare. No, io non ci Perché posso andare. Se te beccano te fanno multa, ma io non lo sapevo. Tanti anni di camper, ma non lo sapevo. 7 metri questo? 6,99. No, io lo so. 6,99. Fai come a Lidl, a femmina piegata a 89,99. È una presa per il culo, però è così. Di che anno è? Di che anno è? Di che mese? Ecco. Sì, scusami. Molta pazienza, ma è. Però scusami, tra 7 e 6,99 ha vinto tutte e due, io ho vinto, Perché non c'avevo 7 e anche 8. Io ho detto dei 7 e 7,5 invece 6,99. Ormai ho messo sull'occhio per la lunghezza. Faccio anche il carrellista in fabbrica. Che vedi, il parcheggio finisce praticamente dove c'è la ruota posteriore, no? Però vai che figata. Tanto bello, vai che bel garage. Aspetta perché se lo fanno vedere voglio vedere anch'io. Guarda il mega garage. Ce l'ho anch'io con la giusta che ho una porta lì. Guarda che bello, con i mobiletti in legno, guarda che roba, aspetta ti zoom. Guarda. Vedi? Guarda che roba. Stupendo. No, queste sono in realtà Una francese. Trovate su YouTube. Ecco qua gli interni. È il legno che piace a me, vedi il tono ogni volta che ti parlo del legno. Eccolo qua, quella è la tonalità.
Guarda che bella la dinette così, vedi che c'hanno il divanetto angoletto, ok? E poi, cosa intelligente, giustamente, i sedili davanti che si girano. Basculante, bellissimo, guarda, sei a mano libera senza il gimbal. Aspetta, mi metto giusto qua, approfittiamo che me l'ha fatto vedere. La cucinetta d'angolo, piccolina carina, il frigo grande, però vedi è più compatto, no? E i letti separati, il bagnetto qua, ovviamente va la doccia separata, qui al 100%, però sì, è carino. E che strano la colorazione del pavimento, mai vista così, va là? Sembra tipo pelle dal colore, vedi? Forte, gradino integrato in più, se uno vuole anche l'altro, il secondo gradino, cioè tipo io dal mio salto da qua praticamente, quindi le ginocchia terranno ancora, non lo so, altri 4-5 anni e dopo ciao. Guarda l'Australia vista dall'alto, le foto che ha fatto l'amico camperista nuovo. Vai, roba. Allora Mauro e la Safira adesso vanno avanti, tornano nel loro paese di origine. Senti che dirla così suona. Sì, suona. No, sembra che dobbiamo andare in Africa. È vero, invece allora siamo a 120 km, esatto. Siamo a Imola. Quindi siccome è un canale cialtrone rifacciamola così in diretta. Ecco allora Mauro e la Safira che ci salutano e ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao. Ecco, adesso ci stiamo preparando per andare via, no? Andiamo a vedere Andrea che si prepara. Guarda che fa tutto aereo. Guarda. E tu. Prepara il letto, vedi? Fa tutte le robette. Ti mostra il culo. Guarda qua lo spostamento del campo Rom, te capi? Lo smantellamento del campo Rom. Allora, sì, lezioni di Veneto. Il pane, porti tu a casa il pane. Il pane, porti tu a casa il pane. Che effettivamente potrebbe aver detto porti tu, cioè porti tu, hai capito? Quindi resto io, Marco e Gabriele, noi andiamo via verso le 7 per evitare il traffico. Ci prenderemo un po' di zanzare, purtroppo ricordi che questo posto bello finché vuoi, però soffrirai un casino per le zanzare, soprattutto tipo dalle 3 del pomeriggio, 4 fino alle 10 di sera, e là non c'è verso, non c'è zampirone che funzioni, autan, niente, proprio come diceva Andrea, c'erano le zanzare che si spalmavano l'autan. Ecco, ora anche Andrea ci saluta, va avanti. Ciao. E torna alle parti di Vicenza. Sì, se torno anch'io adesso. E torna a trovare la moglie. Per forza. Giusto? Sì. Vedi che ho imparato anche il vicentino ormai. Che dicevo a muggere, invece no, era mugliere. Mugliere, ti ha capito? Dai. Oh, guarda che è un baradam che ha organizzato Singano, perché con l'app vedo molto meglio come luminosità e messa a fuoco quello che fa la fotocamera rispetto a quando è col suo monitorino, perché col sole che gli batte non vedi assolutamente niente. E dopodiché vedi ci ho messo il coso qua, il trepiede, perché poi una volta messo fermo col zoometto qua, col joystick, guarda, puoi girare la fotocamera, che figata, tac, quindi puoi fare i video panoramici, no? Tipo ecco qua fuori, vedi, vedo il mio campo rom, il mio giardino di casa, che adesso sono andati via tutti, quindi vedo solo il giardino. Guarda che abbronzatura che si sono presi, guarda Marco, le pirosso de faccia che de maglietta, ma che roba? Porca miseria. È il vin. È il vin che scalda. Cassarola. E non ti accorgi che ti bruci. Mamma mia. Beh, oggi siamo praticamente rimasti tutta la giornata qua sotto la tenda perché c'è il sole proprio che peta significa che batte forte. Quindi sì, non è che puoi usarlo in tutti i contesti, cioè non è che puoi dire una prostituta che peta forte, no, cioè lei comunque batte e basta, hai capito? Mentre il sole peta e batte, cioè nel nostro linguaggio locale. Anche tuo mare te peta, eh? Esatto, è vero. Peta significa anche picchiare, bastonare, è vero. Cioè, vedi le lingue venete, no? Quante possibilità di riciclo, no? Perché alla fine si parla tanto dei genovesi, ma anche noi siamo abbastanza sparagnini, no? Perlomeno sui termini, no? Oh, Italia, ti devo dire una cosa, cioè, bellissimo l'estero, tutto quello che vuoi, ma noi in Italia, macchinetta metti a fuoco, fa un piacere, cioè dai, macchinetta, non puoi rovinarmi tutto così, tutta la poesia che ci metto dentro, no? Comunque dicevo che noi in Italia non abbiamo da invidiare niente a nessuno.